Siamo qua con il dottor Giuseppe Scianò, segretario del Fronte Nazionale Siciliano FNS, che si presenta alle elezioni del Parlamento siciliano del 28 ottobre 2012. Continuiamo questa discussione sugli argomenti del fronte. La Sicilia, con questa alleanza con i forconi, quali punti di contatto ci sono sul territorio fra le vostre argomentazioni e quelle che portano avanti i forconi? Ma io direi che siamo in perfetta sintonia, proprio in perfetta sintonia, perché il movimento Popolo dei Forconi, Mariano Ferro presidente, ha dato voce alla Sicilia che soffre, alla Sicilia che nessuno vuole ascoltare. Diciamo, è un momento in cui in Sicilia, per esempio, per darvi l'idea della gravità della situazione, è entrata in crisi l'agricoltura, che si dica, certamente ci sono aziende che sono riuscite a salvarsi e a restare sul mercato, però basta leggere le notizie di cronaca. Recentemente l'Unione Europea ha fatto un accordo con il Regno del Marocco per abbattere ulteriormente la barriera doganale, ma che già era bassa, per i prodotti tipo gli agrumi, per i prodotti tipici della Sicilia, non che abbiano detto i prodotti siciliani, però dall'elenco dei prodotti si vede che sia le olive, sia l'uva, sia gli agrumi soprattutto verranno importati in grande quantità dal Marocco e a tariffe doganali basse. Cosa significa? Significa che faranno ulteriore concorrenza agli agrumicoltori siciliani, agli agricoltori siciliani e così via. Ma già prescindendo da questo accordo, l'agricoltura siciliana era stata buttata al sbaraglio, eppure ha tanti pregi l'agricoltura siciliana. Ha anche il pregio di fare dei prodotti tipici, ha anche il pregio di avere un primato, quello che la maggior parte della produzione siciliana è coltivata biologicamente, cioè si tende a fare della Sicilia un'isola biologica. Si tende perché c'è questa volontà da parte degli agricoltori, da parte dei produttori agricoli e si è avanzato, si sono fatti grandi passi avanti in questa direzione. Ma se abbiamo una classe politica che fa accordi internazionali proprio per distruggere la produzione siciliana, per massacrare figuratevi che anche il ciliegino, anche diciamo, la produzione tipica del ragusano e del siracusano che tanto impulso diede alle esportazioni siciliane, oggi è in crisi. E allora cosa bisogna fare per questo? Chiudere le aziende e andarsene? No, bisogna buttare fuori dalla Sicilia, far andare fuori dalla Sicilia quella classe politica che, pur avendo succhiato i voti, perché considerano, vedete, i partiti italiani o gli pseudo-sicilianisti, considerano la Sicilia un serbatoio di voti, allora non ne frega niente della Sicilia e diventano sicilianisti per fare acquisti di voti di scambio e tutti questi favori messi insieme, spesso illeciti, tutti questi voti di scambio che conquistano, eccetera, tutte queste assunzioni di favore hanno appesantito tutte le pubbliche amministrazioni, per cui hanno, diciamo, dirottato il denaro che serviva per le imprese, per la produttività, eccetera, nell'assunzione di impiegati ai quali non è consentito di fare niente, perché quando un organismo è troppo gonfio non si può muovere. Ebbene, noi diciamo questo. Difendiamo l'agricoltura siciliana perché l'agricoltura è stata sempre trainante nella storia della Sicilia, anche nei periodi più brutti, più di crisi internazionale, appunto l'agricoltura ha consentito alla Sicilia di ribaltare le situazioni. Oggi ci vogliono privare dell'agricoltura, questa è la verità, a vantaggio degli speculatori internazionali. Noi dobbiamo proprio, l'occasione diciamo del 28 ottobre, ci serve anche per questo, ma dobbiamo guardare oltre le scadenze elettorali, oltre gli obiettivi elettorali, ma intanto buttiamo fuori da Sala d'Ercole i servi di interessi estranei alla Sicilia, quelli che hanno tolto la Trinacria da Sala d'Ercole. Non dimentichiamo anche questi fatti che sembrano secondari, invece sono importantissimi. Quando il Parlamento siciliano
toglie la Trinacria da simbolo, da emblema, da non lo so come definirlo, di sala d'Ercole, proprio, cioè, offendendo la dignità del popolo siciliano, la sua cultura, la sua identità, e violando una legge del Parlamento siciliano del 1848 che diceva che la Trinacria era il simbolo della nazione siciliana, il simbolo dello Stato siciliano. Quindi da questa classe politica non possiamo aspettare altro che tradimenti su tradimenti, e quindi il popolo siciliano deve tirare questa delega e direttamente difendere gli interessi della patria siciliana anche in agricoltura, perché dobbiamo avere una strategia siciliana per l'agricoltura siciliana. Non aggiungo altro perché il tempo a disposizione è finito, ma io ringrazio per la cortese ospitalità. Grazie, dottore Scianò.